Passiamo all'oggetto 126, convenzione per gestione associata fra Comune di Forlì e Comune di Cesena di alcune funzioni relative al servizio di refezione nei nidi di infanzia comunali. L'oggetto è stato visto in commissione consigliare, anche in questo caso è previsto il voto per l'immediata eseguibilità. L'assessore, se vuole, eventualmente farà le contro. Volevo anche comunicare ai consiglieri: vi è stato consegnato il testo di un emendamento proposto dal consigliere Vergini del Movimento 5 Stelle. Allora, ci sono richieste di intervento, quindi consigliere Vergini, così le chiedo anche se nel suo intervento vuole anche spiegare il senso del suo emendamento. Prego. Sì, grazie Presidente, buonasera. Allora, il Movimento 5 Stelle è favorevole a questa delibera che, da quanto abbiamo avuto modo di vedere, razionalizza i costi di un servizio condividendoli con Cesena, quindi ci sembra giusta come delibera. E poiché la delibera ha evidenziato però anche i compiti, del servizio di dietrologia e di igiene, fra cui la definizione dei capitolati di acquisto, approfittiamo per presentare un emendamento volto a specificare che si tenda a massimizzare la quota di prodotti biologici e chilometro zero e a prevedere una quota di prodotti per i bambini celiaci. Allora, sappiamo che qui a Forlì, nei nidi, è già previsto il 100% di alimenti biologici e questa è un'ottima cosa, ma vorremmo che si provasse a massimizzare anche il chilometro zero, ben consci che raggiungere in questo caso il 100% è difficile, ma pensiamo che comunque scriverlo esplicitamente fra i compiti del servizio di dietrologia, cioè proprio scrivere di tentare di massimizzare questa quota, sia già un passo avanti. E preciso che questa nostra richiesta deriva semplicemente dalla volontà di applicare una legge nazionale che, grazie a un emendamento dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, prevede espressamente l'esistenza di quote bio e chilometro zero che devono quindi essere previste. E, specificare anche chilometro zero è importante proprio per dare l'esempio. Se il comune favorisce la filiera corta e di conseguenza l'economia agricola locale, sarebbe un importante segnale e potrebbe far partire un piccolo circolo virtuoso, quindi è proprio l'importanza dell'esempio. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono richieste di intervento. Consigliera Fiorentini. Invito i consiglieri a fare un po' di attenzione e anche di silenzio. Allora, prendo la parola solo per dire che in commissione la dottoressa Zanobi, che era presente in commissione, oltre ad aver specificato che in tutti gli asili nido abbiamo il 100% di biologico compreso il pane, ha anche specificato che proprio per cercare di utilizzare il più possibile i prodotti a chilometro zero sono stati cambiati anche dei fornitori che non garantivano questo tipo di processo, quindi mi sembra che quello che lei chiede, al di là del fatto che sia contenuto in una norma, negli asili nido di Forlì sia già stato preso in considerazione. Grazie consigliera. Allora non ci sono altre richieste. A questo punto, prima di andare al voto della delibera, metto ai voti l'emendamento presentato. Chiede la parola l'assessore Montaguti. Prego. Buonasera a tutti, solo per ringraziare il consigliere Daniele Vergini di questa proposta di emendamento che, come ho annunciato in commissione, non solo condivido ma faccio mio, e quindi invito tutti i gruppi del Consiglio Comunale ad approvare. Prego. Grazie Assessore. Allora, comunque sia, metto ai voti. Un po' di silenzio. Sull'emendamento presentato all'oggetto del 126, chi è favorevole alzi la mano.
Allora, consiglieri Bandini, Massa, Freschi, Giulianini, Chiodoni, Gentilini, Maltoni, Zanetti, Zoli, Laghi, Fiorentini, Ancarani, Michele Bertaccini, Maretti, Paolo Bertaccini, Perustini, il sottoscritto, i consiglieri del Movimento 5 Stelle, Avoglio, Vergini, Benini, consigliere Mazzacapo, consigliere Corvini, consigliere Minutillo, consigliera Casara. Scusate. Allora, chi è contrario all'emendamento? Nessun contrario. Chi si astiene sull'emendamento? I consiglieri Ragni e Bornacci. Quindi l'emendamento entra a fare parte integrante del dispositivo di delibera. A questo punto metto ai voti l'oggetto 126 per voto manuale. È aperta la votazione, chi è favorevole alzi la mano. Scusate, c'è un... Allora, a favore i consiglieri Corvini, Mazzacapo, i consiglieri del Movimento 5 Stelle, i consiglieri Maria Maltoni, Gentilini, Mario Perustini, Paolo Bertaccini, Chiodoni, Giulianini, Freschi, Massa, Bandini, Lodovico Zanetti, Fiorentini, Castellucci, Laghi, Zoli, Ancarani, Michele Bertaccini, Maretti e il sottoscritto. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? Astenuti i consiglieri Biondi, Ragni, Bornacci, Minutillo e Casara. L'oggetto 126 è approvato ed è anche immediatamente eseguibile.